Come stanno andando le vendemmie quest'anno? Quali sono le previsioni e quali sono stati e quanti i danni riscontrati dopo il maltempo di giugno? Ma ormai siamo quasi a diciamo, stiamo facendo un po' i conti di questa vendemmia che è ormai a buon punto, siamo arrivati quasi alla fine in quest'area particolare del Coneglianese, mentre Valdobbiadene ancora qualche giorno di vendemmia ce l'ha. Dobbiamo dire che come era prevedibile, come era previsto, la qualità è veramente eccellente quest'anno, l'uva è molto sana, le gradazioni sono sostenute e la quantità rientra poi in quello che sono i disciplinari della DOCG come anche nella DOC, perciò un'annata sicuramente positiva anche in termini economici perché comunque c'è stata una rivalutazione delle materie prime dell'uva in particolare rispetto all'anno scorso, che questo è sicuramente un dato positivo per i nostri soci, i nostri produttori. Perciò direi che tutto bene, nel senso che nonostante abbiamo avuto una primavera difficile, un maggio molto freddo con delle grandinate importanti, in parte si è recuperato, purtroppo chi l'ha presa in certe aree del Trevigiano sicuramente i danni ci sono stati, però nel complesso direi che tutti hanno portato a casa un buon raccolto e la filiera può essere assolutamente soddisfatta. Treviso non è solo Prosecco, non è solo radicchio o le eccellenze, l'eccellenza è anche la zootecnia per i produttori allevatori di carne e per i produttori di latte che vivono ormai da anni una situazione di grande difficoltà cronica e lì dobbiamo assolutamente fare di tutto per cercare di sostenerli, aiutarli e trovare anche delle strade per sopportare queste aziende, altrimenti il rischio veramente che si perdano per strada anni e anni di lavori, di storie importanti, di famiglie che hanno dedicato la loro vita all'allevamento e dobbiamo appunto coinvolgere anche lì la filiera perché è giusto che tutti devono fare la loro parte e visto anche la qualità che si produce, qualche centesimo di quello merita tutto, in particolarmente il latte ma anche la carne stessa. Fondamentale parlare del Prosec, una vicenda dove è importante non cedere perché potrebbe creare un gravissimo precedente per i prodotti italiani. Io penso che su tutto ciò che riguarda la contraffazione, soprattutto il tema dell'Italian Sounding, in termini di copiare quelli che sono i marchi delle nostre eccellenze, non ci deve far abbassare assolutamente la guardia, anzi quello che è avvenuto dal Prosec, ma anche su tutto il tema del comparto lattiero-caseario fa capire il grande interesse che gli altri paesi pongono sul cercare di copiare le nostre denominazioni per crearsi degli spazi di carattere commerciale. Sotto questo punto di vista il ruolo dei consorzi di tutela diventa centrale perché dobbiamo giocare d'anticipo nel registrare noi anche quelle che possono essere eventuali imitazioni per coprire appunto la possibilità che altri non lo facciano a discapito nostro. Noi sicuramente ci stiamo battendo per far sì che non ci sia nessun riconoscimento nonostante la registrazione, abbiamo i tempi per fare tutte le osservazioni, il governo si sta muovendo, le regioni, in questo caso la regione Veneto si è mossa con grande tempestività, tutti i parlamentari italiani in modo trasversale, al di là dei singoli partiti, si sono mossi a tutela della denominazione. Come organizzazione siamo i primi a aver posto la questione anche alle istituzioni degli altri Stati membri, abbiamo avuto proprio un incontro anche con altri paesi come la Spagna per chiedere che sotto questo punto di vista anche loro si impegnino a difendere le denominazioni, oggi riguarda l'Italia, domani può riguardare appunto l'interesse anche di altri Stati membri, quindi di fronte a tutto questo noi siamo speranzosi sul fatto che riusciremo a difendere la denominazione del Prosecco senza eventuali altre denominazioni riconosciute. Anche perché in generale il settore agroalimentare potrebbe essere davvero trainante per l'economia del Veneto con le giuste modalità. Ma l'agroalimentare è stato totalmente riscoperto in questi anni. Forse il periodo della pandemia è quello che ha portato ancora più l'attenzione da parte dei cittadini, dei consumatori, ma anche degli operatori finanziari nel capire che i paesi che hanno cibo e che sono riusciti a garantire le proprie popolazioni sono quelli che hanno superato anche una fase di criticità che vedeva l'assalto ai supermercati proprio grazie alla garanzia che poteva essere data sul fatto che il cibo non sarebbe mai mancato. Nei paesi invece dove questo è scarseggiato è chiaro che ci sono state anche tensioni di carattere civile, di rappresentanze, di un'attenzione che deve essere posta però da parte del nostro paese anche di puntare a una capacità in termini di autosufficienza produttiva facendo i giusti investimenti e anche utilizzando al meglio le risorse del recovery. Il tema ad esempio dell'utilizzo dell'acqua diventa centrale.
Non solo vino, ma anche carne e latte in questa tavola di confronto. La zootecnia purtroppo è quella che sta soffrendo di più e paradossalmente ci potrebbero essere tutte le condizioni invece perché ci sia un giusto riconoscimento del lavoro svolto dagli agricoltori. Se noi andiamo a vedere i numeri di bilancio, quindi non ragionando, diciamo così, a pressappoco, ma facendo un'analisi puntuale, vediamo che il valore all'interno delle filiere che riguardi sia l'industria sia la grande distribuzione nel 2020 ha avuto forti incrementi, con degli utili che non ci sono mai stati negli anni precedenti. Paradossalmente questo non è stato sufficiente per garantire una giusta remunerazione al lavoro dei nostri imprenditori e in tanti casi invece si è diminuito il prezzo nonostante l'aumento dei costi di gestione delle imprese stesse, dai costi delle materie prime ai costi energetici a tutto quello che ne deriverà anche nei prossimi mesi. È fuori dubbio che il tavolo che oggi noi abbiamo fortemente voluto al Ministero, come col Diretti, con un incontro allargato all'interno della filiera, cercherà di creare le condizioni perché per la prima volta nel nostro Paese parte la grande distribuzione e in parte l'industria si facciano carico di un giusto riconoscimento del lavoro svolto soprattutto nella filiera lattiero-casearia. Anche gli altri settori della zootecnia sono in difficoltà, non solo il comparto lattiero-caseario, perché potremmo ragionare della carne rossa, possiamo ragionare sulla carne bianca, possiamo ragionare sul settore avicolo, quindi serve per la prima volta nel nostro Paese che ci diamo degli obiettivi di carattere strategico nel medio-lungo periodo. Riteniamo anche che il tema delle pratiche sleali, la legge che dovrà essere discussa a livello parlamentare, possa essere la chiave di volta per riequilibrare i valori all'interno della filiera produttiva.